In Sicilia la metà dei comuni è senza bilancio. I sindaci riuniti nell'ANCI, l'associazione dei comuni sostenuti dai sindacati della funzione pubblica, volano a Roma per manifestare. In piazza con loro c'è anche il governo regionale rappresentato dall'assessore Marco Zambuto. La legge di stabilità assegna ai comuni siciliani 44 milioni da dividere con la Sardegna per potenziare i servizi sociali e altri 50 sempre in comproprietà per aiutare le amministrazioni in predissesto ed evitare il default. Briciole, almeno rispetto ai 300 milioni che i sindaci invocano in piazza Colonna ai piedi di Palazzo Chigi. E poi tormentano le carenze di organico. Secondo l'ANCI mancano circa 15.000 unità, tra cui circa 4.000 tra dirigenti e categorie D. Secondo i primi cittadini, nella manovra appena approvata dal Consiglio dei Ministri sembrerebbe esserci l'ennesima penalizzazione per i comuni siciliani. Il fatto, ha spiegato il sindaco di Palermo e presidente regionale dell'ANCI Luca Orlando, che anziché prevedere specifiche norme che sostengono gli enti siciliani rispetto alle criticità di carattere finanziario e alle gravi carenze di personale si prevedano ulteriori svantaggi, appare come una ingiustificabile e prolungata disattenzione del governo nazionale nei confronti dell'isola. Anche con la responsabilità che ci stiamo prendendo, perché non inviare i commissari nei comuni è una presa di responsabilità significativa a fronte di una condivisione seria che abbiamo dei problemi che i comuni siciliani, voi tutti state vivendo. Oggi questa presenza nostra al tavolo nazionale vuole proprio significare il fatto che ai comuni siciliani non può esserci lo scaricabarile e lasciare i sindaci soli, potremmo tutti metterci le carte a posto e solitamente si fa così. E poi l'ultimo della fila è sempre il sindaco. Purtroppo lo so, purtroppo lo so. E poi l'ultimo della fila è sempre il sindaco. Da parte nostra c'è oggi, accanto a tutti voi, la condivisione e soprattutto la volontà di riuscire a superare questo momento. Oggi tutti i sindaci siciliani a Roma per protestare contro il governo nazionale assieme all'ANCI Sicilia, per chiedere l'abbassamento della percentuale del fondo di dubbia esigibilità che consente, in questo momento consentirebbe ai comuni di chiudere i bilanci. Solo 150 comuni su 390 hanno chiuso i bilanci e 70 hanno chiuso il rendiconto. Con questa situazione, queste norme di bilancio, molti comuni siciliani andranno in dissesto finanziario. Chiediamo anche la possibilità di poter assumere e di poter avere del personale qualificato che ci consenta di fare delle progettazioni sul PNRR, che è una possibilità che hanno i nostri comuni della Sicilia per poter attingere ai tanti finanziamenti che l'Unione Europea e lo Stato stanno mettendo a disposizione, e questo lo facciamo a gran voce per dare la possibilità a quei territori della Sicilia di poter riemergere. Ancora una volta a Roma i sindaci agrigentini, i sindaci della Sicilia, a protestare contro quelle che sono le misure del governo, che sono assolutamente inefficaci e insufficienti per risolvere i problemi delle nostre autonomie locali. I nostri bilanci soffrono, con i Grotte ad esempio ha approvato sì il bilancio di previsione, ha approvato sì il rendiconto, ma con un disavanzo di oltre 2 milioni di euro, frutto delle pessime gestioni precedenti, e quindi oggi ci ritroviamo ad affrontare i problemi generati da generazioni passate con i problemi invece che vanno a finire alle generazioni future. Quindi assolutamente è necessario intervenire con grande celerità per continuare a garantire un livello di servizi ai nostri cittadini. Ci troviamo a Roma oggi, i sindaci della Sicilia, insieme ad ANCI, per richiedere a gran voce al governo nazionale di intervenire affinché vengano poste in essere quelle misure necessarie, partendo innanzitutto dalla riduzione di almeno il 50% per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, in modo tale che i comuni possano approvare in tempo utile il bilancio, e questo consentirebbe di garantire i servizi essenziali ai nostri concittadini. È necessario anche che gli enti locali, in particolar modo i comuni, vengano dotati di quelle figure professionali fondamentali e necessarie affinché si possano intercettare i fondi del PNRR, e questo consentirebbe di migliorare le condizioni.
Oggi sindaci siciliani siamo qui a Roma per chiedere al governo nazionale una norma che consenta di chiudere i bilanci, che consenta quindi la proroga al 30 novembre per poter adeguare anche le tariffe 2021 ed evitare ulteriori aggravi negli anni successivi. Chiediamo anche che venga dimezzato il fondo crediti di dubbia esigibilità e chiediamo che sia data la possibilità ai comuni di fare assunzioni per progettare e programmare, per utilizzare al meglio i fondi del PNRR, altrimenti resteremo staccati dal resto d'Italia, gli altri progetteranno, programmeranno e realizzeranno e noi non saremo messi nelle condizioni di poter lavorare come lavorano gli altri comuni d'Italia. Speriamo dal governo che il grido dei comuni siciliani e dell'ANCI venga ascoltato e in tempi europei, in tempi rapidi, venga approvata una legge che consenta ai comuni di andare avanti.